Arance appena colte dal giardino. Facciamo quindi insieme un ciambellone all'arancia con glassa al formaggio. Iniziamo grattugiando la scorza di un'arancia all'interno dello zucchero per aromatizzarlo. In una ciotola a parte versiamo le uova con lo zucchero aromatizzato e montiamo per qualche minuto. Aggiungiamo quindi lo yogurt, il succo d'arancia, l'olio e il latte. Mescoliamo ancora e aggiungiamo la farina, la fecola e il lievito setacciati insieme, un pizzico di bicarbonato e un pizzico di sale. Andiamo quindi in forno ventilato a 170 gradi per 25 minuti. Prepariamo adesso lo sciroppo d'arancia con cui bagneremo la nostra torta. Con l'aiuto di uno spremiagrumi ricaviamo il succo delle nostre arance e lo versiamo all'interno di un pentolino con lo zucchero e la scorza delle arance grattugiate. Portiamo a bollore sul fuoco e una volta sfornato il nostro ciambellone con l'aiuto di uno stuzzicadenti pratichiamo dei fori fino in profondità. Versiamo il nostro succo d'arancia e lo lasciamo penetrare per bene all'interno. Sformiamo quindi il nostro dolce, profumatissimo, e versiamo la nostra glassa a formaggio per renderlo ancora più goloso. Terminiamo grattugiando una scorza d'arancia che emanerà ancora di più il profumo. Un dolce sofficissimo, alto, morbidissimo, ideale per la tua colazione o per una coccola durante questi pomeriggi freddi accanto ad una tazza di tè o perché no, accanto ad una tazza di buon cioccolato. Ti ho incuriosito? Buon dolce!